Che pare perché ti si furbo. Più fisso adesso. Aria. Ah, si è dai, hace que lo pare, no, hace que lo pare, no. Tutti dite ti che non che dai il cane. adesso guarda il cane. Tutto io? Si può dire che? Finché lo parlano sia prova a muovere con una stampa, perché secondo me sei affermato. Secondo me hai in gola. Sì, perché? Dai, prova. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso, cioè sarebbe la seconda anguilla di stasera. Aspetta che ve la faccio vedere, vedete? Una anguillozza. L'altra l'abbiamo rilasciata perché era veramente piccola. Questa è bella, la bella anguilla, vero Paolino? Dai, saluta il pubblico. Salve. Ecco. E allora non ci sono solo le anguille, speravamo in qualche branzino, ma ci sono i leoni stasera. Stasera ci sono i leoni, ci sono... No, coccodrilli no, che ci vengono leoni, a trovare. Sono bisonti. Vediamo se c'è, vediamo. No, è scappata ragazzi, è scappata. Comunque serata un po' difficile, vero Paolino? Sì. Serata difficile, impegnativa. Comunque dai, qualcosa sta uscendo. Però tante piccole le stiamo rilasciando perché sennò Sì, già le non esatto, non vale la pena. E allora dai, vediamo cosa succede se ne escono ancora di più grosse. Questa è una bella anguilla comunque ragazzi, vedete? Bene, va bene ragazzi, a dopo, vediamo, ci vediamo più tardi, dai. Allora ragazzi, qua siamo in compagnia di Paolino. Cosa dice Paolino? Pescatore. Una volta. No, è professionista. E niente, adesso facciamo vedere ai nostri amici con cosa si prendono le anguille qui a Venezia, vero? Con la canna da pesca. Quella sì, beh. quello non c'è dubbio. Ah, simpaticone. Va bene, facciamo vedere. Allora, ripeto, stasera ne abbiamo lasciate tante perché sono piccole, ma vi faccio vedere con che esca le prendiamo. Allora, questa è la scatola, vedete? Sì, si legge. Allora, è il Murito veneziano Maxi, raccolto a mano, come c'è scritto sulla scatola. Sono, aspettate che vi faccio vedere. Questa è la scatola, e vi faccio vedere
il verme, se ce n'è ancora. Aspettate, allora questo è il verme veneziano. Faccio vedere meglio, aspettate che lo metto sulla scatola. Allora, vedete? È che è buio, ragazzi, non riesco a farvelo vedere. Comunque il murido si chiama qua a Venezia verme duro. Quindi con questa esca prendiamo questo è un pezzettino di lombrichi, dopo in base dove pescate. Lombrichi, classico lombrico. Ok, basta, giusto per farvi vedere con che esca. E niente, adesso continuiamo la serata e vediamo se ne esce ancora. Ok, cosa dici Paolino? Magra, vabbè, abbiamo scappottato, abbiamo preso 2 o 3 anguille piccole e basta, le abbiamo rilasciate, le piccole, abbiamo tenuto una solo che era un po' grandina e basta, grandina in misura, oltrepassata la misura, insomma, vero Paolino? Sì. Paolino è cotto, è stanco. Siamo in piedi da stamattina alle 3 e mezza. Va bene, e spero che niente vi sia piaciuto il video e seguiteci, vero? Quest'estate adesso ci saranno sorprese, ecco. Ci saranno sorprese e speriamo di prendere qualcosa di molto più interessante di questi video. No, lì sicuramente prenderemo qualcosa. La stagione è appena aperta, quindi ci impegneremo, insomma. E niente, se seguiteci, vero? Esatto. Un mi piace se vi è piaciuto il video e iscrivetevi. Come al solito lo dico sempre. Un saluto. Ciao.